Con Marco Tolomei, il direttore della piscina comunale di Adria, che dire, riaperta questa importante struttura con delle novità. Buongiorno Marco, quali novità si Buongiorno a osservate tutti. quest'estate? Quest'estate abbiamo il nuovo gonfiabile, tutte le varie attività che si svolgono fino a fine luglio nelle vasche interne e poi ripartiamo a settembre a pieno ritmo. Ecco, è un'estate un po' particolare, un giugno caldissimo, ci dicevi che fino a ieri c'era strapieno ed è un successo meritato. Sì. Anche diciamo che è soddisfazione anche per Padova Nuoto, è una stagione importante anche questa. L'anno scorso abbiamo pagato il maltempo di giugno, quest'anno qualche weekend ce lo sta rovinando il tempo, però teniamo duro. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 21 e c'è l'opportunità un po' per tutti di restare un po' al fresco e prendere un po' di sole. Ecco, ricordiamo che a settembre poi ci avevi già accennato, cominceranno i corsi normali. Certo. È una cosa che manca purtroppo nella provincia di Rovigo, la piscina. Per l'attività del nuoto comunque più strutture ci sono e meglio è, perché comunque è un movimento importante non solamente in provincia di Rovigo ma nel Veneto e in Italia. Abbiamo esponenti delle nazionali importanti che stanno esprimendo a alti livelli, quindi l'attività, come avviene per il tennis col Sinner, sicuramente è un volano importante avere anche dei campioni che fanno pubblicità al nostro sport. Non si dice più, riuscivamo ascoltando il nostro amico Paolo De Grandis di Delta Radio, che naturalmente è media parte della giornata. Qua in definitiva, in questa struttura è nata questa piscina. Qual è l'offerta? Qua abbiamo visto due vasche. Allora, per quanto riguarda l'estivo, due vasche, una 25 profonda 1,80 m e una vasca sempre da 28-29 metri che parte da 1,10 m e arriva a 0 con la spiaggetta. Invece la parte invernale, che rimane comunque aperta anche durante l'estate, due vasche, una da 25 e una da 12,5 per 6 per i bambini. Le differenze di temperatura e profondità ci permettono di differenziare l'offerta. Da ieri abbiamo aperto le iscrizioni per i corsi di settembre, quindi stiamo già programmando la nuova stagione. Quanti collaboratori, quante persone? Allora abbiamo circa tra assistenti bagnanti e istruttori, che molti hanno il doppio brevetto, siamo attorno ai 43-44 collaboratori impegnati tutto l'anno.